Trebaseleghe non c'è soltanto la Serie B1 maschile, che continua da neopromossa la propria incredibile rincorsa play-off, ma anche un settore femminile che sta crescendo di anno in anno. Torniamo allora a parlare di questa realtà, il Volley Trebaseleghe, che ha concluso con la prima squadra al campionato di seconda divisione. Questa è la formazione di punta della società ed il prossimo anno si vorrebbe centrare la promozione in prima. Rappresenta tutto quanto il valore che ha questa società. Cioè, cerchiamo di portarla più alto possibile con le nostre ragazze che abbiamo qua noi. Cerchiamo anche di tirare su il livello più possibile. Un domani forse di poter andare su un pochettino, perché noi il prossimo anno vogliamo provare a fare anche una squadra un po' più forte per andare almeno in prima. Quest'anno è il primo anno che facciamo la seconda divisione e allora speriamo di fare meglio il prossimo anno, insomma, ecco. La notizia dell'anno in casa Volley Trebaseleghe, almeno per quanto riguarda i risultati, è sicuramente legata all'Under 13. Questa squadra è approdata a sorpresa in semifinale provinciale, sbaragliando la concorrenza di società storiche del territorio padovano. Le atlete si divertono prima di tutto e così arrivano le soddisfazioni. Come squadra Under 13 va anche bene, vincono quest'anno, sono un bel gruppo molto unito, si divertono e questo è l'obiettivo della nostra società, diciamo. E in più anche vincono quest'anno, sì che le vedo contente, insomma vengono volentieri, ecco, soprattutto. La maggior parte arrivano dal mini volley, però c'è qualcuna che si è aggiunta anche dopo un po' di anni, insomma, più in là con l'età, ecco, poche però, la maggior parte arrivano dal mini volley, quasi tutte diciamo. Parliamo allora di mini volley, i numeri sono sorprendenti, le piccole atlete assolutamente coinvolte nel progetto societario. Saranno circa una decina d'anni che ce l'abbiamo, riscontra una quarantina di elementi fra bambine e bambini. I bambini vengono puntualmente ai loro allenamenti, diciamo ai loro ritrovi, perché non sono allenamenti, facciamo un po' sia di palla rilanciata sia dei primi palleggi, primi baghe. I bambini inoltre si trovano anche la domenica quando ci sono i quadrangolari e fanno questi giochi, diciamo, di gruppo. Le collaborazioni, la presenza negli istituti scolastici sono fondamentali se si vuole dare linfa ai vivai societari. A Trebaseleghe la presenza nelle scuole è costante grazie al progetto Sport in Cartella. Sport in Cartella, praticamente abbiamo dei ragazzi, anzi i nostri allenatori, che vanno praticamente a coprire, diciamo, le ore dell'attività motoria nell'ambito della scuola elementare, proponendo loro diciamo, la nostra pallavolo. Poi nell'ambito della scuola logicamente si propone la pallavolo e anche altri sport, e poi sono i bambini che decidono cosa è meglio per loro. Vengono qui, provano, se si trovano bene, ben volentieri noi li accettiamo nel nostro gruppo. E poi non dimentichiamoci l'Under 16. Nell'impianto di Silvelle abbiamo incontrato alcune atlete che ci spiegano qual è la situazione all'interno del loro gruppo. Giochiamo, si può dire, fino dall'infanzia, quindi siamo un buon gruppo, molto legate. Oddio, ci sono delle incomprensioni, ma comunque riusciamo sempre ad andare avanti e quindi sappiamo essere anche una squadra. L'unico problema è un po' la testa, però se vogliamo possiamo fare anche tanto noi.